Ben ritrovati, buon pomeriggio, nuova puntata di Trieste in diretta, puntuali come sempre. Torna a trovarci nei nostri studi Roberto Bolelli, ben trovato. Grazie ai telespettatori e alle telespettatrici di Tele4. General Manager di Mare Nord-Est, che conta la sua 15ª edizione, 15 anni di storia e di cultura del mare a Trieste, ma non solo, perché poi sono coinvolte diverse realtà della regione, tantissime persone che affluiscono qui. E quest'anno, Roberto, possiamo darci del tuo, ormai quest'anno portate anche delle novità molto interessanti. Ci tengo a precisare che ovviamente il tutto è rivolto, focus sui giovani, principalmente, sulla sostenibilità del mare e dell'ambiente in generale, la cultura del mare, ma non solo. Per la prima volta 4 giorni, dal 28 al 31 maggio, con anche una piccola grande sorpresa. Una piccola grande sorpresa, giusto? Esatto, sì. 4 giorni perché le richieste che sono arrivate durante l'anno, anche a seguito dei vari interventi che abbiamo fatto precedentemente, ricordo la questione del battiscafo Trieste che ci ha visto direttamente coinvolti, e ci ha portato effettivamente ad interagire con il mondo della scuola in maniera ancora più approfondita. E quest'anno infatti la prima giornata, che sarà del 28 maggio, è dedicata esclusivamente proprio ai ragazzi e ai giovani, e in maniera molto trasversale, cioè dai ragazzi più giovani delle scuole medie per andare alle scuole superiori e per concludere con i ragazzi dell'università. Dopo che precedentemente, non più tardi di un mese e mezzo fa, invece abbiamo fatto una grande operazione di divulgazione anche nelle scuole materne, quindi trasversale proprio al 100%. Quindi nella giornata di giovedì più di 300 ragazzi confluiranno in Piazza Unità d'Italia con la possibilità di assistere ad un programma particolarmente nutrito, grazie anche al supporto istituzionale che quest'anno Mare Nord-Est è riuscito a mettere in campo. In particolar modo mi preme far sottolineare la collaborazione che siamo riusciti ad instaurare con il Politecnico di Torino, con l'Università La Sapienza di Roma, oltre che i soliti partner, oramai dico soliti, ma in realtà sono prestigiosissimi, che sono quelli dell'Università di Trieste e dell'OGS. E quindi il primo giorno è dedicato esclusivamente a loro. E tra l'altro colgo anche l'occasione per sottolineare un aspetto, cioè che dall'inizio dell'anno ad adesso, quindi con questi, saranno quasi già 1000 i ragazzi che a diverso titolo hanno interagito con Mare Nord-Est e soprattutto sono entrati in contatto con gli elementi di cui si parlava prima, ovvero la sostenibilità dell'ambiente, soprattutto del mare, la cultura del mare, le storie e i mestieri del mare, quindi una panoramica che secondo noi diventa strategica per lo sviluppo delle prossime generazioni. E poi la grande sorpresa di quest'anno, perché quest'anno corre il 100° anniversario del primo volo commerciale che allora nel 1926, per la precisione il 1° aprile del 26, congiungeva Trieste con Torino, e quindi il primo volo commerciale che venne fatto dalla compagnia aerea Sisa dei fratelli Kosulic, e quindi persone che chiaramente sono ben conosciute nella storia della nostra città. E quindi in questo aspetto per noi doveva essere sottolineato, e quindi per questo motivo abbiamo organizzato il primo raduno di idrovolanti che ci sarà a Trieste. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare uno stormo di 10 idrovolanti che arriveranno in Piazza Unità d'Italia, e quindi veramente qualcosa di particolare. Suggestivo anche sarà? Suggestivo sicuramente. Coreografico? Sì, molto coreografico, ma anche, oltre ad essere coreografico, sarà anche fruibile, perché ci sarà la possibilità anche per chi lo volesse di provare a fare un volo sul nostro golfo. Quindi qualcosa di veramente importante, innovativo. È una caratteristica un po' che contraddistingue Mare Nord-Est, nel senso che ci sono tutta una serie di elementi di innovazione che abbiamo sempre tentato di portare avanti. Vi ricordo per esempio la questione dei tuffi da grandi altezze utilizzando l'Ursus,
per Come intenderci, ma poi successivamente anche altre azioni che sono state fatte, e questo secondo noi era veramente qualcosa di importante, anche perché è concomitante con il Giro d'Italia fatto con gli idrovolanti, il Gidro, e quindi l'ultima tappa sarà quella triestina, e quindi avremo la possibilità di vedere nella zona antistante alla Scala Reale questi idrovolanti da vicino, e ci saranno tutte le operazioni di volo che coinvolgeranno tra l'altro anche gli stessi studenti, perché questo evento quest'anno, oltre che essere fatto grazie al lavoro gigantesco fatto dallo staff di Mare Nord-Est, e anche grazie al supporto dell'Istituto Nautico, che ha, diciamo così, attivamente partecipato, anche perché l'Istituto Nautico ha una sezione appunto legata all'aviazione, Sì. E quindi abbiamo pensato, grazie a loro, di creare questo momento particolare, commemorativo, ma anche uno sguardo in quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro. Perché? Perché da studi fatti, e il Politecnico di Torino per esempio ci spiegherà ai ragazzi quelle che sono le caratteristiche che gli idrovolanti hanno, che da un punto di vista anche di impatto ambientale sono molto meno importanti, sono molto meno impattanti rispetto agli aerei tradizionali, proprio perché non c'è necessità di strutture quindi di aeroporti che supportino il volo stesso degli idrovolanti, ed era questo il motivo per il quale nel 1926 ci fu questa traversata a Trieste-Torino, perché da una parte partivano dalla zona antistante a quella che è attualmente la Capitaneria di Porto e arrivavano sul Po, quindi diciamo utilizzando quello che l'ambiente poteva offrire, con anche zero impatto a livello ambientale fondamentalmente. Come faranno le persone ad accreditarsi per questo giro magnifico sul Golfo? Allora, devo dire che la prima condizione essenziale è che il meteo ci sia favorevole. Vabbè, la prima cosa. Giustamente, il bel tempo, incrociamo Questa le è dita. la condizione sine qua non. Detto questo, contattando il nostro sito info@marenordest.it ci sarà la possibilità, dietro ordine cronologico, di far sì che le persone si prenotino per il volo. Poi, lasciando il numero di telefono su questa mail, verranno chiamati per vedere un attimino la loro disponibilità per il giorno e per gli orari, perché in questo senso dipendiamo molto da quelle che sono, ripeto, le condizioni meteomarine, ma anche quello che i comandanti di ogni singola unità ci diranno fondamentalmente. Abbiamo comunque già degli slot precisi, e per esempio il venerdì mattina abbiamo già stabilito che questo tipo, diciamo, di attività venga svolto principalmente per i ragazzi delle scuole, soprattutto i ragazzi più meritevoli, e successivamente invece sarà aperto anche agli altri sicuramente. Per concludere, nella giornata di domenica ci sarà proprio l'atto commemorativo vero e proprio, con la partenza degli idrovolanti qua da Trieste per raggiungere Torino, mentre da Torino arriveranno giù altri idrovolanti e si incontreranno a mezza strada per appunto un saluto per le cittadine che sorvoleranno. Quindi qualcosa di molto diverso e particolare. Novità importanti, tornano i Tridenti d'Oro, tornano a Trieste. Quinta edizione della attività Tridenti d'Oro, è il nostro, diciamo così, è il nostro cuore che batte per il settore della subacquea. È un settore che, ahimè, in questo preciso istante, come si può dire, può anche lasciare un po' di amaro in bocca per quella tragedia che è successa, ma ciò non toglie che il lavoro fatto dai Tridenti d'Oro e da tutte le persone che hanno collaborato e collaboreranno con i Tridenti d'Oro sia importantissimo per lo sviluppo delle attività subacquee. Quindi avremo la possibilità di avere tra di noi, tra l'altro, un graditissimo ritorno, che è quello di Donato Giovannelli, un ragazzo, insomma più che un ragazzo, ma una persona affermata nel mondo della scienza subacquea, che già noi, se non erro, 3 anni fa,
volemmo qui a Trieste per raccontare, per farci raccontare le esperienze che lui ebbe con il sommergibile Alvin, che era un sommergibile che raggiungeva grandissime profondità e che permetteva a Donato Giovannelli e la sua equipe di lavorare in ambienti particolari come quelli che erano le cosiddette fumarole fuori dalle coste dello Yucatan, per vedere un attimino come dei cosiddetti geyser sottomarini potevano creare delle isole di vita incredibili in mezzo all'oceano. Quindi questa cosa ha poi avuto un proseguio. Donato Giovannelli, oltre che essere diciamo così, diventato il personaggio pubblico che è stato appunto tenuto valido per avere il Tridente d'Oro. Non dimentichiamo che il Tridente d'Oro rappresenta il premio Nobel delle attività subacquee, quindi il premio più prestigioso che esiste al mondo, il più storico, ha più di 60 anni di storia, e tra quelle persone che sono state diciamo così, premiate possiamo annoverare personaggi come Jacques Cousteau, Enzo Maiorca, Walt Disney, ultimamente il principe Alberto di Monaco, quindi personaggi veramente di altissima caratura. Quindi questo grande ritorno a noi fa molto piacere, perché vuol dire che effettivamente già a quel tempo avevamo visto in maniera corretta, e quindi insomma una persona che ci fa molto piacere avere di nuovo qui con noi. E poi ci sono tutte le altre attività, per esempio parleremo anche sempre nell'ambito dell'Accademia di Scienze Tecniche della Subacquea con Andrea Mardo Calpini, che è stato è uno dei più importanti subacquei che noi abbiamo in Italia, e per intenderci Andrea è stato colui che ha fatto un sacco di immersioni, di rilevamenti sull'Andrea Doria, e in questo caso ci racconterà le sue ultime avventure. Non voglio spoilerare troppo perché vorrei che le persone venissero a vedere, perché merita sicuramente, perché avremo delle immagini stupefacenti. Sì, perché poi oltre alle tante attività pratiche che appunto si possono toccare con mano, ci sono anche incontri divulgativi, no? Certo, certo. Anche per raccontare la storia del mare, la storia certo, di chi lo vive, di chi lo vive quotidianamente, perché secondo noi la testimonianza di una persona che vive quotidianamente il mare, che lo studia, che ci lavora e che interagisce con esso, è la persona migliore che può far sì che i ragazzi, i giovani e il grande pubblico venga poi coinvolto, perché alla fine questo è l'obiettivo finale. La mission di Mare Nord-Est è lo sviluppo della cultura del mare. E, tra l'altro ci ha fatto molto piacere vedere che l'attuale giunta comunale ha candidato Trieste come capitale della cultura del mare. Sì. Noi lo dicevamo già da molti anni e siamo contentissimi che questa cosa sia accaduta. Parlandone oggi con l'assessore Lodi, so che ci potrebbero essere delle ottime opportunità nel futuro che la candidatura si riproponga, e secondo noi Trieste è assolutamente a tutti i numeri per poter assurgere a capitale del mare italiana, senza ombra di dubbio. Lo ricordiamo che insomma il primo porto in Italia, tra l'altro, oltre a una cultura del mare e sportiva del mare che credo non abbia pari in Italia sotto tanti versi, perché dalle regate a tante altre manifestazioni. La Barcolani insegna la regata più partecipata del mondo, e quindi diciamo sicuramente assieme a tutte le strutture scientifiche che noi abbiamo a supporto, perché non è importante solamente avere un evento, ma è importante il sistema culturale, industriale. Per esempio la Saipem qua a Trieste ha un centro di ricerche avanzatissimo nel campo della robotica. Non è un caso, per esempio, che sempre durante le giornate di Mare Nord-Est, se non erro nella giornata di sabato alle ore 12, faremo delle dimostrazioni con dei droni sottomarini, per intenderci, per far capire come questi possono veramente interagire per coloro che lavorano costantemente in acqua. Ma poi oltre a questo ci sarà anche tutta la parte di laboratori che faremo, grazie anche al supporto che abbiamo avuto dell'ARPA, della Regione Friuli Venezia Giulia, grazie anche a tutta la parte dell'OGS, per esempio, che mette a disposizione personale e strutture per far conoscere in maniera tangibile a tutte le persone, a tutti gli amanti, l'esperienza del mare.
tantissima attenzione all'ecosistema marino, perché ovviamente il messaggio che voi lanciate è rispetto dell'ambiente. Voi siete stati molto attivi spesso, e lo siete ancora, nell'attività di pulizia dei fondali marini. Mi ricordo che i vari periodi dell'anno vi riprendiamo mentre svolgete l'attività di pulizia, coinvolgendo anche i giovani. Sempre. Com'è la salute dei nostri fondali? Ti ricordi le ultime attività che avete fatto? Insomma, a volte tiri fuori davvero di tutto. Allora, partiamo dal presupposto. Prima questione. Finito Mare Nord-Est, il 13 di giugno facciamo un'operazione di pulizia dei fondali in Sacchetta. Quindi già con questo mettiamo, diciamo così, in chiaro che l'attività proprio attiva sui fondali è sempre costante, fa parte del leitmotiv, insomma, della nostra società. Com'è la situazione? Beh, io devo dire una cosa: da quando noi abbiamo cominciato 15 anni fa ad adesso, devo dire che i miglioramenti sono sicuri e altrettanto tangibili. C'è più consapevolezza, assolutamente. E io non dimenticherò mai una cosa che mi capitò proprio di persona, che dopo aver fatto un intervento di pulizia, in cui tra l'altro i ragazzini vennero coinvolti attraverso due persone che lavorano sempre con Mare Nord-Est, che sono Monica Rana e Emanuele Rizzo, che si occupano specificatamente proprio dei progetti legati alla divulgazione nei confronti dei giovani. Alcuni di questi giovani, soprattutto uno me lo ricordo molto bene, perché lo rividi 2 o 3 giorni più tardi in spiaggia, sentii che riprese il papà perché aveva buttato la sigaretta e il mozzicone di sigaretta in acqua. Ecco, è una cosa che effettivamente mi ha colpito in maniera importante, segno evidente che se si insegnano le cose, e queste soprattutto nei ragazzi giovani, ed è per questo motivo che noi abbiamo cominciato a lavorare addirittura con i bambini delle scuole materne, perché seminando con loro che questa consapevolezza non solamente diventa patrimonio della persona, ma si sviluppa, perché suscita curiosità, e questa curiosità evidentemente poi si tramuta in atteggiamenti corretti, fondamentalmente. E poi sono gli stessi ragazzi a riportare i genitori a riflettere, no? Ma sì, io faccio parte di una generazione oramai che chiaramente questi messaggi non li ha avuti dalla scuola, non li ha avuti, diciamo così, dal sistema educativo, è una cosa che è venuta piano piano. Però resta il fatto che soprattutto nel mondo della scuola e nel mondo dell'istituzione c'è molta sensibilità al riguardo, e questo significa che cosa? Supporto alle nostre azioni, che sono fondamentali, ma anche la possibilità di poter interagire con i giovani in maniera reale. E quindi per noi, oltre che la sostenibilità ambientale, diventa importante anche la questione economia blu, perché noi abbiamo la possibilità, soprattutto nella nostra città o comunque nelle città di mare, di avere una possibilità di lavoro nel settore legato all'economia blu veramente molto importante. Bisogna solo farla conoscere, anche perché ci sono certi mestieri, tipo quello di utilizzare i droni, che oggettivamente non sono conosciuti, ma che si svilupperanno in maniera incredibile, perché per ogni drone che va sott'acqua ci vuole uno che lo sappia utilizzare, quindi sono operatori che debbono essere formati, quindi in questo senso diventa strategico il lavoro fatto proprio di sensibilizzazione. Infatti in questa edizione, tra i vari talk, approfondimenti che offrite al pubblico, tra l'altro anche nell'aspetto divulgativo, veramente incontri aperti a tutta la cittadinanza, c'è anche il tema della ricerca, no? L'importanza della ricerca perché i tempi cambiano e anche l'approccio con il mare, no? È cambiato in maniera incredibile. Una volta il mare veniva vissuto come il mezzo per sviluppare le nostre ferie, adesso è diventato effettivamente un momento di riflessione, prima di tutto, perché ci si è resi conto dell'importanza dell'elemento mare, non solamente per motivazioni di carattere ambientale, ma anche per esempio alla luce di quello che
che sta accadendo a livello internazionale, anche semplicemente per la nostra difesa. Non dimentichiamoci quanto importante è anche sotto questo punto di vista l'azione svolta a livello nazionale da centri di ricerca di grandissima importanza. Si è sviluppato per esempio a Genova il Polo Nazionale della Subacquea, che vede le nostre aziende più importanti tipo Leonardo, Fincantieri unite proprio per creare strumenti che servono per difendere le linee dati, per esempio, che permettono, diciamo così, di comunicare dall'altra parte del mondo. Quindi il mondo legato al mare ha tantissime valenze, ha tantissime possibilità di interazione, ma riserva costantemente un aspetto che io reputo fondamentale: attenzione a quello che il mare può dare, ma che allo stesso tempo noi non dobbiamo distruggere. Questo è fondamentale, tentare di salvaguardarlo è strategico, e salvaguardarlo non significa non interagire con esso, significa semplicemente fare delle azioni corrette. Rispettarlo, esattamente. E, tra l'altro viviamo in periodi dove è cambiata anche la fauna marina, sta cambiando, vediamo quei periodi dove le acque sempre più calde, vediamo queste meduse che invadono Certo. i nostri golfi, alcuni ricercatori suggeriscono fra poco dovremmo anche, come dire, adattarci a stili di vita diversi per quanto riguarda il cibo che scegliamo di mangiare, il pesce azzurro che si vede sempre meno, quindi insomma veramente va rispettato il mare, va capito e va capita anche la situazione come si evolve. Certo, assolutamente, guarda, io non più tardi di 2 mesi fa ho avuto occasione di avere un incontro con un famoso subacqueo siracusano, Emanuele Vitale, che tra l'altro è stato nostro giudice della gara di fotografia subacquea che abbiamo fatto circa 2 mesi fa, e mi raccontava che il pesce scorpione, che una volta si vedeva semplicemente in Mar Rosso, attualmente è arrivato nelle coste siracusane. Quindi è evidente che il cambiamento climatico porta a questi cambiamenti, e questo necessariamente porta poi le persone a dover cambiare le proprie abitudini. Le meduse, alcune meduse che si sono viste poco tempo fa nel nostro golfo, o diciamo così, di certe meduse bisogna stare un pochino più attenti rispetto a quello che capitava normalmente. Quindi sono segnali che qualcosa sta cambiando, bisogna studiarlo, bisogna interpretarlo, bisogna valutare le azioni che si possono e non si possono fare. Che lavoro c'è dietro all'organizzazione di un evento, di una kermesse come Mare Nord-Est? Perché poi avete aumentato le giornate, avete aumentato le attività, uno dice ok, siamo qui 4 giorni, ma è un lavoro di un anno, immagino. È un lavoro di un anno, è un lavoro di un anno. Finisce l'edizione 14, pensi già alla 15. Assolutamente. Fra 10 giorni stai già pensando alla di norma alla si prende una settimana, diciamo, di chiusura dei cellulari, ci si sente anche a malapena tra noi costituenti del gruppo base vero e proprio, e subito dopo si comincia un pochino prima di tutto a valutare i feedback che la manifestazione può aver avuto, e già dopo ti arrivano anche dei messaggi precisi, perché magari c'è la persona che ha sentito che abbiamo affrontato quel genere di problema e ti dice: sai, però io conosco qualcun altro che potrebbe essere ancora più come si può dire, centrato sulla questione, perciò magari il prossimo anno ti segnalo uno, ti segnalo l'altro. Infatti la questione dei 4 giorni è stata proprio principalmente legata a questo motivo, perché a un certo punto ci siamo trovati proprio a dover fare delle scelte tra chi far, diciamo così, presentare i propri studi, e chi oggettivamente no, ma non perché non si voleva fare, ma perché i tempi sono quelli. Chiaro. Effettivamente, quindi ti trovi anche un po' in difficoltà sotto questo punto di vista. Però devo dire, il gruppo, oltre a Monica Rana, Emanuele Rizza, Edoardo Nattelli, che è cofondatore con me, diciamo, di Mare Nord-Est, a Tiziana Tassan e soprattutto a Elena Piccoli, che è una fotografa subacquea, che tra l'altro sarà nostra rappresentante ai campionati del mondo di fotografia subacquea che ci saranno a ottobre a Bali. Quindi lei è quella che si occupa proprio della sezione subacquea specifica. Quindi abbiamo veramente un gruppo di persone molto molto motivate e molto appassionate.
perché se non hai la passione queste cose non le riesci a fare. E poi l'importanza anche di tutti gli enti, no? Con cui collaborare, con cui riuscire a garantire la massima fruibilità di questa manifestazione. Ti ringrazio di questa affermazione, perché il nostro grazie principalmente va alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Trieste, ma anche ai singoli sponsor, la Logica che da sempre ci segue e che è parte attiva, perché Logica oltre che a fare, diciamo, lo smaltimento dei rifiuti fa anche il riciclo, perciò tante volte noi anche scegliamo i nostri partner in funzione anche di quello che loro hanno nel DNA da un punto di vista proprio di scelte. Trieste Trasporti, per esempio, con la questione degli autobus elettrici sta facendo un lavoro incredibile. Sì, hanno appena presentato l'ultima colonnine di ricarica. Incredibile, appunto, proprio ho visto anch'io il servizio poco tempo fa, ero tra l'altro poche ore fa proprio con Maurizio Marzi, il presidente, che colgo l'occasione di salutare, perché sono, come si può dire, tutte realtà che hanno attenzione veramente nei confronti dell'ambiente, e d'altro canto non può essere diverso, non possiamo avere, diciamo così, persone che non hanno attenzione a questo aspetto, sarebbe controproducente. Lei degli impianti stessi è estremamente importante, l'MB Vision, che tra l'altro lavorerà anche sul progetto di musealizzazione del battiscafo Trieste, che noi speriamo tra poco apra, è una cosa che... Adesso al De Enriquez. Esattamente, adesso è il De Enriquez, è stata un'operazione meravigliosa, devo dire la verità, ci ha visto... L'abbiamo visto percorrere le vie di notte. Ma ancora più bello è stato vederlo quando ancora a Bergamo veniva costruito, noi andavamo su a vedere lo stato di avanzamento dei lavori, è stata una cosa incredibile veramente. Sì, una riproduzione perfetta. Perfetta, e devo dire la verità, anche in questo caso ha giocato un ruolo importante la Cabi Cattaneo, che è un'azienda con la quale noi collaboriamo da tempo e che ci ha segnalato appunto questa M23, che è stata veramente una manna dal cielo, perché abbiamo trovato anche lì persone che erano appassionate, e questo è il filo conduttore. Se non hai passione non riesci a mettere in moto questi meccanismi. Esatto, come dico anch'io, quando una cosa ti piace e sei appassionato, la fai anche bene, ovviamente. Certo, sì, ovviamente. Assolutamente, sì, la fai con attenzione. Certo. Roberto, siamo davvero agli sgoccioli, vuoi ricordare le ultime coordinate per la 4 allora, giorni? Di nuovo, prima di tutto il nostro sito www.marenordest.it, per quanto riguarda la richiesta della questione dei voli, info@marenordest.it, vi aspettiamo a partire dal giorno 28 di maggio in Piazza Unità d'Italia fino al 31, ultimo speech è la questione della nuotata delle tre nazioni, nuotata delle tre nazioni che congiungerà le vicine repubbliche di Croazia e di Slovenia con Trieste. Ci saranno delle staffette di nuotatori che partiranno da Punta Salvore, passeranno davanti a Piranio e arriveranno a Trieste, e noi saremo lì ad aspettarli insieme a un bellissimo spettacolo di cani di salvataggio che sono sempre è sempre un piacere vedere. Tutto qua. Allora, buon Mare Nord-Est a tutti, grazie a Roberto Bolelli, General Manager di Mare Nord-Est. Fra poco è finita, potrai anche riposare un pochino, tra l'altro, oltre a goderci ovviamente certo. la 4 giorni. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a tutti, vi aspettiamo. Grazie per averci seguito in questa prima parte di Trieste in diretta, pubblicità, e ci vediamo fra poco. Ben ritrovati nella seconda parte di Trieste in diretta. Presento subito gli ospiti: Alessandra Pizzolato, medico psichiatra e referente equipe gioco d'azzardo patologico, ben trovata. Grazie, buonasera. Benvenuta nei nostri studi. E Tonia Contino, psicologa responsabile di Androna Giovani, benvenuta. Buonasera, grazie. Allora, è l'occasione per sviluppare un argomento importante e interessante, partendo anche dallo spettacolo che viene promosso per sensibilizzare la popolazione su questo tema. Parleremo di gioco d'azzardo. A Trieste uno spettacolo teatrale gratuito per sensibilizzare la cittadinanza, per far conoscere alle persone questa tematica attraverso uno spettacolo teatrale. L'appuntamento in programma martedì 26 maggio alle 20:30 al Teatro Franco e Franca Basaglia, dove c'è l'ospedale, l'ex ospedale psichiatrico. Protagonista il divulgatore scientifico Olmo Morandi, quindi uno spettacolo talk, se vogliamo anche immersivo, interattivo con le persone che assistono, per spiegare questo fenomeno. Dunque, come si svilupperà
questo spettacolo e perché è anche così importante riuscire a intercettare la cittadinanza e i giovani su questa tematica. Sì, quest'anno, come ogni anno, abbiamo deciso di tenere uno spettacolo per la sensibilizzazione sulle tematiche del gioco d'azzardo. In particolare quest'anno abbiamo più puntato sulla divulgazione scientifica e sul poter approfondire il tema delle distorsioni cognitive legate alla statistica e alla matematica, che sono delle discipline che di fatto sottendono la produzione del gioco d'azzardo. Sostanzialmente la frase del banco vince sempre è una grande verità ed è legata al fatto che chi produce gioco d'azzardo lo fa alla luce di leggi matematiche e anche psicologiche. Sostanzialmente quando un giocatore d'azzardo continua a giocare è perché è stato ingaggiato in una dinamica di perdita del controllo sul comportamento, può aver sviluppato una dipendenza e questa cosa è un frutto di determinanti sia legati all'esposizione al gioco d'azzardo ed eventualmente anche a dei determinanti personali di vulnerabilità a sviluppare la dipendenza. La serata in realtà sarà molto giocosa, interattiva, giocheremo insieme a dei giochi d'azzardo ovviamente non pericolosi e il divulgatore ci farà vedere le distorsioni e ci farà vedere qual è la reale possibilità di vincita per il cittadino che gioca d'azzardo, che sostanzialmente è molto bassa. Quindi anche sfatare magari dei miti che uno può avere, la possibilità di vittoria, le potenzialità che potrebbe offrire, ma in realtà no, esatto. Il gioco d'azzardo. Quindi alla fine è un'opera uno spettacolo divulgativo di accompagnamento per scoprire questi meccanismi. Esattamente, con l'idea che più la popolazione è informata su meccanismi che sottendono a certi comportamenti e più questo compartecipa alla prevenzione. Non è solo questo l'ambito, ce ne sono anche altri, ma quest'anno abbiamo deciso di approfondire questo aspetto. Un incontro aperto a tutti, l'ingresso è gratuito, mi pare di aver capito, sì, giusto? Certamente, sì, l'ingresso è gratuito e appunto il teatro è all'interno dell'ex OPP e c'è anche ampio parcheggio. Abbiamo scelto questa sede perché così è più fruibile. In questa occasione ci sarà anche modo di conoscere noi operatori perché saremo presenti, quindi se qualcuno volesse venire anche a farci delle domande, a chiedere informazioni, avrà modo di conoscere anche me e la mia equipe. Chi ogni giorno ovviamente lavora con le persone. Allora, il gioco d'azzardo, vera e propria patologia, mi spiegavate in fuori onda, da anni ormai trattata tra le varie forme di dipendenza. Che insorgenza c'è in Friuli Venezia Giulia e a Trieste? E poi c'è un target di età particolare, mi pare di aver capito, in questo caso parliamo anche di giovani. Com'è la situazione attuale? Allora, rispetto ai giovani credo che i dati che riguardano la nostra regione ma anche la nostra città sono assolutamente sovrapponibili ai dati nazionali. Lo studio ESPAD che viene eseguito ogni anno nelle scuole superiori, quindi con interviste a campione ai ragazzi, dice che più di 47% dei ragazzi ha giocato perlomeno una volta d'azzardo. Okay? Che c'è un aumento del 20% quasi di minori giocatori d'azzardo, che in Italia quasi 90.000 ragazzi minorenni sono stati già diagnosticati come giocatori patologici. Okay. Chiaramente dobbiamo fare una differenza tra il giocatore e il giocatore d'azzardo e il giocatore d'azzardo che è arrivato ad avere una dipendenza, okay? Nel senso che chiaramente giocare una volta nella vita non è un problema, non è questo, no? Però giocare assiduamente e quindi rimanere in un meccanismo che è quello della dipendenza da gioco, ci penso in ogni momento, sono ingaggiato, sono incastrato, questa parte comincia a erodere una buona parte fetta della mia quotidianità, allora lì siamo ad un livello che può chiaramente richiamare ad un problema di dipendenza. Quindi facendo i distinguo, cioè giocare d'azzardo non è patologico di suo, però può diventare a determinate condizioni chiaramente patologico. Quello che ci allarma è che il numero dei ragazzi che gioca d'azzardo è decisamente in aumento.
ed è collegato anche all'aumento dei giovani che giocano online, no? E dietro c'è tutto un meccanismo dell'industria del gioco. Anche perché c'è un'accessibilità maggiore, esatto, no? La possibilità perché è online, di poter... no, è online, quindi per quanto divieti si riescano a introdurre, no, è chiaro che questi divieti poi si possono aggirare, no? E quindi bisogna lavorare, quando parliamo di prevenzione, su altro. I divieti possono avere una loro utilità, però dobbiamo lavorare sulla sensibilizzazione, sulla consapevolezza, no, dei rischi che ci sono dietro il gioco d'azzardo e anche in alcuni casi dietro il gioco online. No? Dal punto di vista proprio psicologico, a me ha sempre interessato questa, perché poi torno anche da lei perché mi interessa sviluppare questo concetto. Ne parlavamo in fuori onda poco fa, molte volte uno pensa alle dipendenze più classiche, poi voi mi avete spiegato, no, da 20 anni che è trattato il gioco d'azzardo in maniera importante, esaustiva, ma io magari da persona che non conosce penso, ok, le droghe e l'alcol, il principio attivo di queste sostanze porta a un aumento della tolleranza, magari c'è una persona che è più predisposta piuttosto che un'altra e quindi mi viene quasi naturale da pensare è facile cascarci, sviluppo una dipendenza. Cos'è che, siccome sarò molto banale, mi scuso perché voi siete delle professioniste, ma siccome il gioco d'azzardo non è una cosa che ingerisco o che assumo, cos'è che mi porta a sviluppare questo spasmodico interesse, questa voglia di tornare a giocare, la possibilità di un guadagno, il gesto in sé, come funziona? È una considerazione, quella che fa lei, assolutamente plausibile, ma che ci porta ancora una volta a dire il problema non è la sostanza o l'oggetto di cui sono dipendente, è quello che ci sta dietro. No? Come mai arrivo a sviluppare una dipendenza? Sia essa una dipendenza da sostanza stupefacente, da alcol piuttosto che da gioco. Allora, le motivazioni intrinseche ed estrinseche sono tantissime. Allora, partiamo da quella più esterna, no? Siamo immersi in una cultura che è quella del tutto subito, del guadagno facile, del non valgo per quel che ho e non per quel che sono. Okay? Quindi facciamo un focus per esempio sul gioco d'azzardo, i soldi, il guadagno facile, il guadagno tutto e subito, no? È i soldi che mi danno un'identità di un certo tipo, ma quello che abbiamo potuto poi verificare anche dall'esperienza, parlando, perché poi le nostre conoscenze dipendono anche da quello che ci raccontano, al di là della letteratura ovviamente, da quello che ci raccontano i ragazzi, che attraverso il gioco, per esempio il poker online, che è molto diffuso, i ragazzi sviluppano una competenza e mettono in gioco una competenza, no? Che li fa apparire all'occhio del gruppo, no? Anche capaci, quindi stimati per questo, no? Riesco a essere qualcuno perché so fare qualcosa e perché so ottenere dei risultati. Una ricerca della considerazione da parte degli altri, una conferma. La conferma. Viviamo in un mondo in cui la conferma dell'altro ha un valore quasi assoluto e non relativo, no? Quindi in questo caso immaginiamoci un ragazzo che sa giocare a poker. Per esempio, i ragazzi che sono arrivati al nostro servizio sono ragazzi che frequentano il liceo scientifico, che vanno all'università, magari studiano economia, studiano matematica, quindi hanno delle reali capacità, no? Delle abilità che mettono in gioco, scusate il gioco di parole, no? Però poi cosa succede? Che questa cosa qui si incontra con l'industria che c'è dietro, col fatto che vengono adescati come ragazzi, per cui ci raccontano che ci sono le prime giocate, sono delle vincite assicurate e dopodiché cominciano le perdite. Non è che sono meno bravi, è che dietro c'è tutto un sistema, per cui ti faccio vincere così ti attiro un po' e dopodiché cominciano le perdite. Con le perdite la frustrazione, il pensiero invece di riuscire a farcela, ce l'ho fatta prima perché non ce la faccio adesso, un pensiero concentrato sul presente e non sul futuro, no, hic et
jetzt nunc, adesso, gioco subito e io guadagno quello che ho perso, no? E quindi lì a questo punto si innesca proprio quel meccanismo subdolo della dipendenza piano piano, no? Per cui ho perso, la perdita non è il motivo di abbandono di quel comportamento, anzi la perdita stimola un ulteriore comportamento, in questo caso di gioco, no? Quindi disfunzionale, no? Quindi le motivazioni, non so se ho risposto, ma la risposta ovviamente è molto complessa, no? Perché riguarda appunto... È complessa ma è chiara. Ecco, riguarda me, riguarda gli altri, riguarda come vivono gli altri, ma riguarda il contesto in cui sono inserito, no? Quindi questo vale per il poker online. Ci dicono i ragazzi, per esempio, che mentre giocano a poker, che non è proprio il tutto subito, una partita dura un tot, quindi improvvisamente compare come no, sullo schermo del computer e se vuoi puoi fare una puntata gratis al casino online, no? Allora sì, dai, perché no, no? E quindi lì piano piano vieni attratto da questi meccanismi. Questo è un po' quello che ci raccontano. E dunque si può arrivare, dottoressa Pizzolato, al gioco d'azzardo patologico. Lei è appunto referente dell'equipe gioco d'azzardo patologico. Come si tratta a quel livello è giusto chiamarlo paziente a questo punto, certo, giusto? Sì, chiaramente. Sì. Quali sono i vari approcci, ovviamente in base alla situazione, alla persona, alla gravità della situazione? Come si agisce in un contesto del genere, quando diventa proprio patologico? Diciamo che è un percorso a step. Il primo dei quali, il primo livello è quello di capire se il paziente è motivato ed riconosce di avere un problema. Come in altri ambiti nella cura delle dipendenze, spesso il paziente arriva al nostro servizio su spinta del familiare o delle persone che sono vicino a lui, quindi in quel caso il primo lavoro da fare è quello di portare la motivazione al cambiamento al diretto interessato, che spesso appunto ha dei meccanismi di difesa, di resistenza per affrontare il programma. Una volta raggiunto questo aspetto, la persona viene valutata sia dal punto di vista, diciamo, della sua storia clinica, per capire se è un giocatore che è rimasto patologicamente ingaggiato nel comportamento d'azzardo o se ha trovato nell'azzardo una automedicazione, un sollievo da degli aspetti precedenti. A volte si tratta di una precedente psicopatologia, un disturbo d'ansia, un disturbo depressivo, un lutto non elaborato, e a volte invece sono dinamiche più legate alle fasi della vita. Mi vengono in mente ad esempio la fase del pensionamento, la fase del nido vuoto al femminile, quando il ruolo, diciamo, materno viene meno perché i figli sono cresciuti e la casa un po' si svuota. Quindi veramente ogni paziente, ogni nucleo familiare ha una propria storia. E nella prima fase quindi ci soffermiamo a capire bene che a parità del gioco d'azzardo i precedenti possono essere molto diversi e a quel punto poi offriamo diverse forme di trattamento. Dai dati di letteratura, per questa dipendenza, come ad esempio anche per la dipendenza dall'alcol, il gruppo terapeutico può essere lo strumento, diciamo, utile, efficace, perché i pazienti si incontrano, sono coinvolti anche i familiari, c'è uno psicologo che gestisce il gruppo terapeutico e questo aiuta a fare da cassa di risonanza, a dare motivazione, a far diminuire le resistenze. Non tutti i pazienti beneficiano della terapia di gruppo, quindi possono ricevere un counseling, una terapia individuale, e un aspetto particolare di questa dipendenza che appunto lei stesso dice conosco poco è quello che il sintomo è la gestione del denaro, quindi con noi lavora stabilmente un assistente sociale che fa una disamina dei bisogni, della capacità di gestire il denaro, dell'aspetto legato ai debiti, quanto questo può avere delle ricadute sulla quotidianità della persona, sulla sua famiglia. A volte sono genitori e la dipendenza, quando è grave, poi ha una ripercussione proprio sull'intero nucleo familiare. Quindi è un'equipe multirappresentata. Non solamente diagnosi, cura, ma anche accompagnamento poi nelle varie fasi, che sia una terapia in gruppo, che sia presa singolarmente. Sì. Quindi. Di solito la cura dura 24 mesi, glielo dico un po' per convenzione, per media, giusto perché non può essere è una patologia che si instaura gradatamente e ci vuole un tempo anche umano
perché le cose cambino, ecco, perché il cervello si riassetti a nuovi equilibri e tutto il nucleo familiare trovi un nuovo equilibrio. E dopo circa 2 anni di trattamento si giunge alle dimissioni e poi le persone vengono seguite con dei follow-up per vedere come prosegue la situazione. L'età. Intanto il dato, il 75% dei pazienti è rappresentato da uomini. Perché? Guardi, uno dei motivi è che le dipendenze al femminile non è che non esistono, ma fanno fatica ad accedere al servizio. Ah, È come se la moglie porta il marito, come dicevo prima, è più difficile che il marito contrario. porti la moglie. E questo è proprio... Quindi è proprio relativo ai dati di accesso ai Sì. servizi di cura che registriamo questa percentuale, Sì, c'è sostanzialmente. è un bias, non le sto dicendo che questo è il fenomeno del giocatore No, no, d'azzardo, certo. ma di quei pazienti che sono venuti al servizio a curarsi e che noi abbiamo in cura in questo anno e mezzo, vi ho descritto questo periodo di tempo. E quindi il campione che abbiamo in cura appunto è rappresentato per la maggior parte da giovani uomini, professionisti, mariti, e poi invece c'è una parte rappresentata al femminile che hanno invece un'età appunto più avanzata. Ok, quindi a seconda delle fasi della vita siamo sempre là, di quello che una persona vive, e di traumi Sì. non trattati o comunque di disagi Certo. non emersi. E prevalentemente intorno ai 35 anni, questa è l'età, giusto, che... Allora, noi vediamo solo la struttura che Perché lei è androna giovani. Sì, androna Spieghiamo giovani. questa differenza subito. Allora, così. sì, allora, è un servizio dell'azienda sanitaria che Sì. è incardinato dentro l'area delle dipendenze, no? Però si occupa solo di ragazzi sotto i 25 anni, minorenni anche, e giovani adulti, quindi minori e giovani adulti sotto i 25 anni e che possono presentare un problema di consumo problematico, di abuso, quindi eventualmente di droghe, di alcol, quindi di sostanze stupefacenti in generale, ma anche di gioco d'azzardo o gioco online, dipendenti da internet. Quindi per noi il discrimine è l'età, perché partiamo da un presupposto che dietro questi problemi c'è una questione che ha a che fare con la crescita e con l'adolescenza. Quindi prima di tutto quello che andiamo a trattare, andiamo a scandagliare è che cosa sta succedendo in quel ragazzo, nella vita di quel ragazzo, perché questa crescita è così difficoltosa, no? Perché ha dovuto fare ricorso, o ha voluto, per carità, no? Una via di mezzo tra dovuto e voluto fare ricorso a una sostanza, ha manifestato quel sintomo, però c'è una concentrazione di tutti gli interventi e le attività proprio sull'adolescenza, quindi rapporto con le famiglie, tutti i ragazzi che abbiano un problema o ne abbiano un altro, quindi un sintomo che portino un sintomo di un certo tipo o di un altro, hanno un seguimento in condivisione con le famiglie, insieme o vengono le famiglie da sole, però è fondamentale perché se parliamo di giovani in crescita è chiaro che il coinvolgimento della famiglia è indispensabile. Peraltro i ragazzi arrivano, i ragazzi e le ragazze, sono più maschi anche in questo caso, quando arrivano con le famiglie, ci sono le famiglie che chiedono aiuto spesso, perché è difficile rendersi conto che veramente quella cosa lì è diventata un problema, quella cosa che ti fa star male, perché stanno male, quando cominciano a sviluppare una dipendenza stanno male, covano un segreto difficile da raccontare ai genitori. Esatto, quante le persone sono, una domanda che farei a entrambe, Sì. a seconda proprio del target Sì. di riferimento, quanto è difficile chiedere aiuto in questi contesti, quanto è difficile, ci si vergogna, non si è consapevoli fino alla fine, si ha paura, si teme un giudizio, se potete rispondere per le vostre competenze, magari iniziamo con lei. Sì, credo che lei abbia toccato le aree fondamentali. Ci può essere una non conoscenza del problema e quindi vederlo come un vizio e pertanto non avere idea che ci si può rivolgere a un servizio dell'azienda sanitaria. Ci può essere il tema della vergogna, il tema della resistenza all'ammissione di avere un problema. Tutte possono concorrere insieme, ecco, a creare quella latenza dall'emersione del problema alla possibilità di chiedere aiuto.
Quindi insomma è una questione molto anche personale, e poi immagino ci sono questi servizi di accompagnamento che aiutano le persone a interfacciarsi con i giovanissimi. È sempre così, in realtà ha risposto poco fa, molto spesso è la famiglia si interessa, che intercede per il ragazzo o per la ragazza. Beh, è difficile rendersi conto di avere quel problema lì, no? Forse è più facile con alcuni tipi di droghe, no? Hai proprio un'evidenza più chiara della problematicità che forse ti può portare a chiedere aiuto, e non sempre lo si fa. Però in un sistema che è quello del gratta e vinci comunque sempre, che ti viene promosso, propagandato e così, cioè poi alla fine che problema avrò io che sto giocando, no? È una cosa normale, è molto normalizzato il gioco di fatto, certo. Quindi il passaggio è sottile tra gioco e gioco d'azzardo, un gioco d'azzardo normale, tra virgolette, gioco d'azzardo problematico. Se faccio le scommesse sportive 3 volte alla settimana, sono dipendente o non sono dipendente? Ho un problema o non ho un problema? E se lo faccio 4 e se invece riesco, no? Cioè è difficile riuscire. Poi delle volte magari la questione ti prende la mano, per esempio quello delle scommesse sportive è quello che fanno molti ragazzi, cioè i ragazzi che noi abbiamo visto o arrivano per un problema col poker, no? Online, oppure con le scommesse sportive, sono magari dei calciatori, se ne intendono, quindi mettono a disposizione anche degli amici una competenza, cioè so io se l'Inter vince, non vince, perché così, no, facciamo studiamo e lo so perché io sono un giocatore, perché no, quindi sta dentro un quadro di normalità e i confini sono labili, no? È difficile riuscire a rendersi conto, no? E poi delle volte veramente questo prende loro la mano e ci sono dei debiti, arrivano con dei debiti anche molto significativi, no? Da lì tutta quella catena di conseguenze. Sì. Poi ci sono le vincite, no? Allora mi gioco quelle vincite e quindi si innesta un meccanismo, come una cosa che vediamo diffusissima tra i giovani, il trading online, no? Vendono prodotti finanziari, cioè vendono e comprano, sono dei meccanismi che tu veramente fai fatica a capire, ma loro sono immersi dentro questo col desiderio di fare dei soldi, di essere qualcuno perché ho dei soldi. Però sì, è difficile attribuire responsabilità in questo caso. No, poi quello del trading online, ho visto persone ore davanti al computer ad aspettare di premere il tasto nel momento giusto per vendere o comprare. Anche questo crea il meccanismo della dipendenza, perché se io sono là tutto il giorno a aspettare cioè alla fine, se in quel momento, nel momento giusto io non ci sono, aspetta, allora deve esserci più tempo possibile. È come i giochi di ruolo, di ruolo continuano anche quando io non ci sono, no? Quello che io sto facendo ha un seguito e questo mi ingaggia, nel senso che io non posso andare a dormire, no? Quando magari di notte capita qualcosa, no? Per cui sono dei meccanismi che sono stati creati alle spalle poi di fatto dei ragazzi, dei giocatori. Persone che poi vengono risucchiate da questi meccanismi. Torno sul dato di prima, il 75% dei pazienti rappresentato da uomini. Ero curioso di capire appunto la prevalenza dei 35 anni come media. È un dato che di fatto racconta un'evidenza particolare, qualcosa, un meccanismo che si instaura a quell'età? Che si è instaurato molto prima. E che quando le dicevo che c'è un periodo di latenza che è abbastanza tipico nel mondo della cura delle dipendenze, la persona inizia a essere un usatore, probabilmente quella volta sarebbero stati pazienti del servizio di Androna Giovani, ma quindi parte da molto si radica come consumo, alcuni poi non lo utilizzano senza che questo divenga un problema e invece altre persone, legato anche ad altri aspetti di vulnerabilità, come dicevamo, sia personale all'effetto della dipendenza oppure per eventi di vita, poi rimangono ingaggiati in questo comportamento e arrivano al servizio. E appunto la maggior parte sono uomini, come le dicevo, e di una fascia giovanile. Come si è sviluppato, in base al suo lavoro e alle sue competenze, il trattamento negli anni delle patologie da gioco d'azzardo? Abbiamo veramente 2 minuti, quindi le chiedo se riesce a farmi una breve sintesi di questo.
Sì, come Partiamo da 20 anni fa sostanzialmente, sì, giusto? Insomma, l'intervento terapeutico nasce appunto da una buona valutazione del caso, del caso clinico, e poi dall'inserimento in trattamenti adeguati, o terapia di gruppo, terapia di supporto, collaborazione con il familiare per informare che è una patologia che ha delle caratteristiche legate alla dipendenza, per sostenere un controllo economico. E a lato di questo, quando lei ha parlato di aspetti supportivi, c'è anche la possibilità di avere poi un contatto con il servizio sociale del comune o con altre agenzie del territorio, proprio perché la dipendenza poi è una patologia complessa che va a intaccare anche altre aree. Quindi anche il sistema di fare rete con tutti gli enti preposti è ovviamente e questo fondamentale. è un know-how che a livello del Dipartimento abbiamo in tutte le aree, insomma. Io penso che sia importante anche fare un appello a questo punto, no? Proprio per le cose che abbiamo detto. È bene arrivare presto, no? E quindi non lasciare che questo tempo di latenza sia un tempo troppo lungo, per cui mi permetto di prendermi un secondo per dire che noi ci siamo, come per i ragazzi, come dicevamo, sotto i 25 anni, Androna degli Orti, 4/B è la nostra sede. Il nostro è un servizio proprio rivolto al target dei giovani, quindi è molto, mi consente il termine easy, no? È facile arrivare, non c'è come anche nel caso degli adulti, nel senso che non c'è prenotazione, non occorre la prescrizione medica, però è un servizio dove tu puoi entrare, le porte sono sempre aperte, chiedere un colloquio, possono arrivare i genitori, i ragazzi, siamo aperti dal lunedì al venerdì, la mattina fino dalle 10 fino alle 4, alle 5, alcune giornate, quindi questo, ecco, ci siamo. Per noi è importantissimo fare quello che noi chiamiamo in gergo l'aggancio del sommerso, cioè non stare sotto, ma non accade niente, a chiedere un consiglio non succede niente, poi vediamo. No. Vi ringrazio davvero molto, vi auguro buon lavoro, ricordo ancora una volta martedì 26 maggio 20:30 al Teatro Franco e Franca a Basaglia, lo spettacolo gratuito proprio per sensibilizzare e conoscere su questo, sensibilizzare la cittadinanza e conoscere il tema del gioco d'azzardo. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie. Grazie a voi per averci seguito anche in questa puntata e buona serata.